La deputata del Partito Democratico, l'agrigentina Giovanna Iacono, ha depositato una proposta di legge di iniziativa parlamentare per l'istituzione del Parco Nazionale dei Monti Sicani. L'area interessata è quella dei comuni di Bivona, Burgio Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Sambuca di Sicilia. La proposta normativa evidenzia il valore ambientale dell'area dei Monti Sicani, già ampiamente attestata sul piano scientifico, come convalidato da strumenti di tutela internazionale fin dal 1991. La salvaguardia di quel patrimonio, dice la parlamentare Iacono, non può essere lasciato alla sola competenza della Regione Sicilia, che di fatto, dopo la soppressione del parco regionale a seguito di una sentenza del TAR nel 2019 e la contestuale formazione di un comitato per la predisposizione di una nuova proposta di istituzione, non ha ancora concretizzato alcun provvedimento in merito. I Monti Sicani rientrano nelle aree interne, zone caratterizzate da svantaggi geografici, sociali ed economici, ma ricchi di notevoli risorse ambientali, culturali e naturali, agroalimentari, e hanno grandi potenzialità turistiche ed economiche, aree per le quali la politica di coesione dell'Unione Europea prevede strumenti finanziari per migliorare l'accessibilità, promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio esistente, incentivare l'uso delle risorse e incoraggiare il turismo sostenibile. Ritengo, conclude Giovanna Iacono, estendere anche a essi piani di politica nazionale ed europea per la loro tutela e valorizzazione. La mia proposta legge intende istituire il Parco Nazionale dei Monti Sicani, tutelare e valorizzare la ricchezza naturalistica, paesaggistica, idrografica, archeologica e storica di quei luoghi in questione e dotarlo di una gestione e di contributi adeguati dati dall'opportunità di entrare nella rete dei parchi nazionali.